Promuoveremo un'assemblea assieme alle altre organizzazioni sindacali di categoria per stabilire quali iniziative intraprendere a difesa dei diritti dei lavoratori, che non possono e non debbono essere presi in giro, anche perché qui si parla di sopravvivenza. È dura e chiara la presa di posizione del segretario provinciale della CGIL Funzione Pubblica di Agrigento Alfonso Buscemi, a proposito del mancato rispetto degli impegni assunti dai vertici del lato Gesa G2. Impegno, spiega il sindacalista, che avrebbe dovuto essere onorato venerdì scorso e invece nessuna somma è stata ancora versata alle imprese che gestiscono il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, con l'inevitabile conseguenza che gli operatori ecologici sono rimasti senza lo stipendio di febbraio. Secondo Buscemi si è venuta a creare una situazione insostenibile, anche perché, sottolinea, governare l'eventuale ennesima protesta non sarà facile, perché gli operai sono stanchi, sdegnati e arrabbiati. E tra l'altro in tante circostanze, non ultima prima di Pasqua, hanno dimostrato grande senso di responsabilità, sospendendo la lunga protesta sulla base di sole promesse di pagamento degli stipendi. Da qui allora l'appello ai sindaci che ancora non sono in regola con i versamenti al lato di propria competenza, affinché, afferma Alfonso Buscemi, il problema si risolva non con delle belle parole, illudendo, conclude, ma con fatti concreti per assicurare il servizio e per garantire ai lavoratori il pagamento puntuale delle retribuzioni. Intanto le imprese che si occupano della gestione del servizio rifiuti nei 19 comuni soci del lato Gesa G2 hanno scritto al prefetto, al questore, alle organizzazioni sindacali, al commissario delegato della Commissione di garanzia sull'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici, Yolanda Piccinini, e alla stessa Gesa, per rendere noto che, alla luce dell'ultima comunicazione, le ditte non possono pagare ai loro dipendenti lo stipendio di febbraio. Il raggruppamento di imprese, ISEDA, SAP, Ecoin, ICOS e SEAP, chiedono ancora una volta alla Regione, ai sindaci e alla Gesa di tenere fede agli accordi. Attese entro la settimana intanto nuove liquidità da parte della Regione, Comuni e dall'AIPA.